Pasqua del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo nell'ottava di Pasqua, un unico evento della liturgia, della nostra preghiera nella Chiesa, una celebrazione nella quale offriamo al Signore, oltre a quello che abbiamo fatto in questo giorno, anche i nostri motivi di ringraziamento. Uno in particolare, oggi ricorre il quarto anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Luca. Vi invito a pregare per lui, la sua persona e il suo ministero, e tutte le persone naturalmente che ci chiedono preghiera, ci chiedono di ricordare nella Santa Messa, perché la nostra liturgia, la nostra preghiera, la nostra Messa possiamo celebrarla anche più uniti al Signore e con il desiderio vero di conversione, chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a vita nuova nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù,
che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà: chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi sia lontano dalle sue iniquità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, e hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Vittime pascali laude, Simone Christiani, Agnus redemptores, Christus ignox ex patri, reconciliavi peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, lux vitae mortuus regnat vivus, hic nobis Maria, quid vivisti in via, sepulcrum Christi vivente,
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo partirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Il Vangelo che abbiamo sentito proclamare è il proseguo del brano di ieri. Abbiamo questi due discepoli che da Emmaus ritornano verso Gerusalemme, fanno il percorso inverso, dalla fuga al ritorno verso la comunità dei discepoli. Questo Cristo risorto li fa incontrare e stare insieme. E questo è già un primo messaggio che ci manda il Vangelo. Nella misura in cui il singolo cristiano cerca l'unità con la figura, la persona di Cristo, diventa lui, il singolo cristiano, costruttore di comunità, di unione, di fratellanza con gli altri fratelli cristiani. Se i cristiani non sono uniti tra loro nelle nostre parrocchie, se non riusciamo a fare comunità, questo è un segnale preciso che la fede delle singole persone è debole. Alcuni possono averla forte, ma la grande maggioranza dei cristiani di quella comunità ha un rapporto personale con Cristo che è tiepido. La conseguenza si vede nei rapporti dei cristiani tra loro. Proseguendo nel Vangelo, abbiamo anche l'altra faccia della medaglia. Cristo, se da un lato è Lui che aiuta i cristiani a essere uniti tra loro, in virtù di questo personale rapporto del singolo cristiano con Lui che lo spinge verso gli altri fratelli, dall'altro lato, quando questi fratelli sono insieme, parlano di Lui, sono uniti nel suo nome, Cristo viene, Cristo è presente. Sia pensiamo alla messa nella celebrazione liturgica, ma anche in altri momenti, fortissimamente al massimo grado e livello durante la messa, ma anche in altre occasioni, seppure a un grado minore, questo Cristo è presente e la sua presenza cambia i presenti, nella misura in cui si aprono alla sua persona. C'è poi molta insistenza, proseguendo con questo brano del Vangelo, sulla fisicità della persona di Cristo. C'è molto, si parla in questo brano di questo suo corpo crocifisso e risorto. Molto insiste l'Evangelista sul fatto che i cristiani, i discepoli, coloro che vedono risorto, non hanno semplicemente un incontro con il suo spirito di risorto, ma con tutta la sua persona. E qui naturalmente pensando che nella figura del risorto, nella sua persona, nella sua storia,
sua persona c'è una continuità. Il risorto è il crocifisso. La risurrezione avviene perché c'è la crocifissione, c'è la passione. Non è un particolare scontato. Si rimarca il fatto dell'incarnazione, si rimarca il fatto della passione per amore di questo Dio. E allora l'esperienza dei nostri discepoli è proprio l'esperienza di un amore totale, che in quel corpo, nelle piaghe, in quelle mani, in quei piedi, è ben concreto, è ben percepibile. E allora l'evangelizzazione, il messaggio che questi annunceranno, diventa il messaggio riguardo a un amore sconfinato del Padre, che in questo Cristo cerca ognuno dei suoi figli, in questo Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre e Fratello nostro, che ama ognuno di questi al di là dei loro errori, al di là dei loro peccati e invita alla conversione, perché l'amore di questo Cristo, di questo Padre, sia accolto. Non è un amore che arriva senza questa accoglienza da parte dell'uomo, perché Dio si rivolge alla nostra libertà. Per questo sia nel Vangelo, sia nella prima lettura c'è l'invito alla conversione. Converti, gira lo sguardo verso questo crocifisso risorto, verso questo Padre che è amore totale. Orienta la vita, la mente e il cuore verso questa scoperta, che lascia spiazzati i discepoli che non riescono a credere, non perché increduli, ma perché la gioia è troppo grande, troppo bella per essere vero. Hanno bisogno di un ulteriore segno da parte di questo Cristo che consuma una cena, come per dire non sono un fantasma, non sono un sogno, sono realtà. E in questo risorto crocifisso passa tutta la benedizione del Padre, che come libererà dalla morte, libererà anche dal peccato e da tutte quelle resistenze che impediscono a questi discepoli di proseguire sulla via tracciata dal Maestro, di essere, pur nelle debite differenze, come Lui, persona capace di testimoniare l'amore dell'unico Padre. E allora questi discepoli, nella prima lettura degli Atti degli Apostoli, qualche settimana prima, dopo questi avvenimenti, saranno anche loro portatori di vita verso questo personaggio che chiede l'elemosina all'entrata alla porta detta di Salomone. Il Cristo continua a operare presente nei suoi discepoli, anche in noi, non solo nei primi discepoli. Più sei vicino a questo Cristo, più diventi persona tramite la quale Lui continua a benedire l'umanità, che possiamo prima di tutto fare l'esperienza che Cristo sta benedicendo noi, ci sta fortificando, ci sta sollevando da ogni nostra preoccupazione e allo stesso tempo rende noi forti per rendere più forti gli altri. È frutto della terra e del lavoro umano, il pane che ti offriamo, Signore del creato. Benedetto sei tu, Dio, che ne fai per noi il pane della vita. Benedetto
Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre, accogli con benevolenza i doni che ti offre la tua Chiesa, riconoscente per coloro che sono nati a vita nuova e fiduciosa nel tuo perenne aiuto, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Di cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si immolà. E lui, vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo, e lui che morendo ha distrutto la morte, e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della
Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donane unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te, non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, del mio giorno sei la brace, ecco già rosseggia di bellezza eterna, questo giorno che si spegne, se con te come vuoi l'anima riscaldo, sono nel
Preghiamo. Esordisci, Signore, le nostre preghiere. La comunione e i beni della redenzione ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia del cardinale Peter Erto, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate di Ungheria. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico